Stava a Cadisà, tanto messo tu mi suonare gamba di legno. No, ma come mai? E gamba di legno, e gli ero persistito, e stava da Drio a Osteria, ed era l'Osteria là. Menegheo. Prima era de Cavain, persistito, che mi scappa via, Beppi Cavain. E che a Villa in fianco a Graneo, vicino ai Bui, tutta che villa che era, era tutto de corso, de persistito, de Cavain. E poi abitavi a Pregazione. Pensi che abitavi del San Bugè, sulla tomba del Cavain in cimitero, io ho rotto tutti i veri, e tutte le fotografie, tutti i fiori del Beppi Cavain, perché ero di qui, sto fascistò, e metteva a carità, la gente, mi spiego, come andai, io ero fascisti, ora era così, e gamba di io, e era gamba di io, e ero fascistò. Pensi che delle volte mi montavi, c'hanno vieto molto, otto buoni che chiamavano da Gilera, per quei vecchi, e mi portava sempre Treviso dove chi mi trattava i partigiani, come si chiama? È più decimo. Io che aiutami, è più decimo, si ti piazza qua, e dopo mi dice, ciao, a casa con la bicicletta, era bicicletta robaie, mi spiego, era la bicicletta robaie, era mi pare, era Poretto, una barretta delle postine, lavorava che paga, insomma, direi che dà un conto a uno che altro intanto per tirare a campare. E sono staria là, il che era come che stava con gamba di io che era fascisti, che erano tutti quasi così, ma mi pare era so più che era partigiani, Rino, e ora sta, si è un po' beccato. Dopo mi pare era qua perché era Poretto, un numero che cammina senza schei, ascolta i chiani al paese, era qui più BBC, e ora che dai non staria qua, si è acciappato in parola con gamba di io. E mi pare un po' così c'è una bottiglia, mi ricordo sempre, e era spaccato sulla testa a gamba di io, cioè mi ero persistito là. E ora, e gamba di io, dai pronto soccorso, via sempre questa passa in fassà, e aspettava, mi pare che veniva a casa da lavorare per dare botte e pausole, perché erano altri fiori del Vittorio Procaccia. Dai motori per i buini, e dicono, stavi a casa per Accesa e Cadisà, vieni a casa per Quinto, e dai motori da Gradeo, dopo facevo un trono o altri, sì e sì. Un trono avevo per dritto della casa, non per la strada principale, se dati a sempre i troni. E ora siamo davanti a 8 giorni, dopo una persa così, ma voi a gamba di io, e persisto, voi a far fuori a me pare, e mi pare è stato tolto in giro, Poretto, perché questo qua dai partigiani, i tuoi poi come cazzo era dato bottiglia sulla testa. Ma come si chiamava il nome e il cognome, avevi detto, gamba di legno? Liut. E il nome? Il nome Gino. Gino Liut. E che fine aveva fatto? Adesso ti spiego, mi l'ho più visto dopo. Ma come io ero arrabbiato perché mi dava a mancia, che andava a portare a casa queste biciclette, gli ero preso, dai c'hanno molto conmigo. E del 50 ho fatto fornire Sant'Antonino, ho fatto 3 parodi, ma Sant'Antonino da Biasussi, prima arrivava a Cesa, nel 57 ho portato fuori la cesta del pane, e quello gli ho detto, sto Gino, sto gamba di io, tosse il pane. E mi ha guardato. Guarda De Vecchi, sì, De Vecchi è il cognome, Ciano, ma De Vecchi. E me la salutava con questa storia. E che aveva sbassato a Cristo un po'. Sì, sbassato a Cristo, bravo. Ma era per un, cioè no, era Ciapamaglia, era in ultima ora. Sì, no, ma era io che aveva gestito no, niente, questo che viveva con i fascisti e basta. Ah, io era quel partito. Dentro in osteria non era Paron era Cavain. No, Cavain era Menegheo. Prima era Cavain, fascista, dopo è venuto a suo padre gamba di io. E dopo suo padre di questo venuto il fiore mato così, e che venuto riviene da ormai. E qui i 3 fratelli Menegheo, i viene da ormai, morti tutti.